Un pomeriggio lungo le rive del Piave per combattere il caldo di questi giorni. Doveva essere l'occasione per trascorrere qualche ora in allegria, tra giochi, riposo e bagni, ma si è trasformato in un incubo. Uno dei ragazzini del gruppo di amici, un tredicenne, decide di andare a fare il bagno. In quel momento le acque del fiume sono basse e tranquille, ma all'improvviso il livello si alza, la corrente diventa più violenta e il bambino viene trascinato via. La mamma non ci pensa su due volte e si getta in acqua. Nel frattempo il figlio, sospinto dall'acqua, riesce ad uscire e a mettersi in salvo, ma nello stesso momento altre due ragazzine, controllando la situazione, cadono in acqua. Sono stati presi anche loro dall'acqua, una si è incastrata con la mano tra i sassi, sono tornata indietro, per fortuna ho visto la mano e l'ho staccata, l'ho lasciata scivolare perché non potevi trascinarla, e la potenza dell'acqua era talmente grande. Intanto un anziano di fronte alla scena getta un asciugamano nell'acqua per fare in modo che Marinella vi si aggrappi, ma anche lui cade. Ma è stato, guarda, non so come vivere quel momento, la vedere tante persone che possono morire, è stato veramente un incubo. La situazione è drammatica, ma sul posto arrivano due carabinieri. Due angeli, veramente due eroi, che non hanno guardato nemmeno, cioè, come spiegarmi, non hanno pensato un attimo a loro stessi, si sono buttati in acqua che era sempre più alta a salvare questa bambina e in seguito l'anziano. Non so come hanno fatto a uscire fuori perché veramente scenate da incubo. Vanno premiati questi ragazzi, sono veramente dei eroi. È difficile fare una roba che loro hanno fatto, è difficile, veramente difficile. A quest'ora potevamo essere morti tutti. Marinella vorrebbe incontrare quelli che lei chiama angeli per ringraziarli ancora una volta. Grazie veramente ai carabinieri di Pederoba che ci hanno salvato.